arriva sempre tardi e copia cosa io feci nel 95, arrestai 2 col burka, le portai al comando dei miei vigili. Commenta così la scelta del sindaco Manillo di vietare nei musei burche affini per questioni di sicurezza e antiterrorismo. Scelta, dice oggi Gentilini, per la quale, sebbene tristemente precursore, fu ampiamente contestato dalle opposizioni, ora alla guida dell'attuale amministrazione comunale. E fecero un ricorso alla magistratura, per cui io dovetti ritirare quella ordinanza. Ma vedete, io vidi 20 anni avanti. Oggi l'incontro per un caffè con il prefetto Laura Lega per uno scambio di vedute in materia di accoglienza ai migranti che giungono a piedi lungo la rotta balcanica. Questa accoglienza senza controlli, ci saranno sicuramente delle infiltrazioni di personaggi terroristi. Quindi io sono per un intervento militare che distrugga tutta questa scheggia impazzita dell'Islam. Per lo sceriffo Gentilini ora più che mai sarebbe necessario blindare i confini. Il corridoio Trieste fino all'Austria doveva essere difeso da cavalli di Frisia. L'esercito doveva pattugliare l'Italia e non andare all'estero. Questo era il Vangelo secondo Gentilini.